Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di due termini che sono legati principalmente alla casa. Alla casa, non alla casa proprio, ma proprio all'edificio in senso lato. I termini in questione sono piano matto e vanella. Cominciamo col piano matto. Il piano matto indica l'ammezzato, una porzione di fabbricato che indica o un piano in mezzo a due piani o un piano appena sotto il livello stradale, che quindi di solito è scarsamente luminoso, buio, umido, brutto. Avendo vissuto in vari piani matti posso dire che è veramente brutto. Non so spiegare l'etimologia perché è abbastanza comprensibile. Il termine matto probabilmente sta a indicare il fatto che sia un falso piano da questo punto di vista, per questo matto. Tant'è vero che matto come etimologia di questo libro viene usata tante volte per indicare qualcosa che solo all'apparenza è quello che sembra. Il secondo termine è vanella. Con il termine vanella si intende un piccolo atrio ai lati o alle spalle di fabbricato o un cortiletto interno. Questo termine è assolutamente napoletano, non esiste in italiano. Lo potrete addirittura trovare in alcuni scritti edili redatti da tecnici, ma in realtà il termine è completamente napoletano, è un altro falso italiano. Il termine in questione deriva dal francese venelle, che è un diminutivo di veine, vena. In Francia il termine venelle sta a indicare proprio la viuzza, il vicolo, e da questo tipo di significato prende origine la vanella napoletana, che non ha niente a che fare col vano, ovvero il luogo, la stanza della casa. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!